Oggi nel vostro importante intervento in occasione del convegno sui disturbi neurocognitivi si parla di un tema fondamentale, quello della disseminazione, un tema che apre a diversi frangenti e a operatività concrete. Si parla di disseminazione della linea guida, in particolar modo della linea guida per la diagnosi e il trattamento delle demenze e del Mild Cognitive Impairment, che è stata pubblicata dall'Istituto Superiore di Sanità nel 2024 e che da strumento di natura teorico dobbiamo trasferire attraverso queste attività di disseminazione nell'assistenza ai nostri utenti nei diversi setting assistenziali. Quindi il ruolo della disseminazione è quello di raggiungere il più possibile gli utenti target della linea guida, che sono da una parte i pazienti e i caregiver con questa diagnosi, ma dall'altra anche i professionisti sanitari che sono impegnati nei diversi servizi per prestare l'assistenza. Quindi la linea guida è uno strumento che contiene una serie di raccomandazioni di buona pratica clinica che, se applicati nell'assistenza ai nostri pazienti, sono stati dimostrati essere efficaci e quindi migliorare situazioni nella gestione della malattia, nella gestione di problematiche quotidiane, ma anche importanti da applicare nell'organizzazione dei servizi. Dottoressa, quindi linee guida che entrano nella vita quotidiana delle persone e di chi si prende cura delle persone con decadimento cognitivo. Sì, assolutamente. Le linee guida sono uno strumento importantissimo, approfondito, basato sull'evidence-based medicine, che è quella che ci aiuta nella scelta quotidiana come professionisti tutti i giorni quando abbiamo a che fare con le persone che a noi si affidano con disturbo neurocognitivo. Importanti per questo, ma importanti anche perché, se valutate tenendo ben presente il contesto nel quale lavoriamo, ci permettono anche di fare degli interventi di programmazione, di organizzazione delle risorse più mirati e potenzialmente più utili per le persone, perché se apportiamo delle modifiche ai nostri sistemi di salute che tengano presente le raccomandazioni delle linee guida, sicuramente andiamo ad utilizzare le risorse meglio, perché le utilizziamo per qualcosa che è provato essere efficace. Quindi questa è la grande potenza per la vita di tutti i giorni delle raccomandazioni delle linee guida. Nel concreto, per la popolazione, per le persone che possono incontrare nella loro vita un problema legato al disturbo neurocognitivo, sapere che ci sono delle linee guida con delle raccomandazioni nazionali pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanità, in particolare dell'Osservatorio Demenze, è una garanzia che i servizi che vengono erogati vanno man mano uniformandosi proprio nella concretezza, e quindi alle persone vengono erogati servizi e prestazioni che rispondono a criteri di best practice e di evidence-based medicine proprio nella concretezza di tutti i giorni. Quindi best practice in cosa? Nella proposta ed erogazione di servizi assistenziali che siano rispondenti all'evidence-based medicine, quindi basati su prove di efficacia. L'applicazione delle linee guida nei diversi servizi del nostro territorio consentirà anche di uniformare la qualità dell'assistenza che viene erogata. Quindi anche gli utenti, gli assistiti, i loro caregiver devono sapere che essere assistiti in un centro piuttosto che un altro potranno ricevere un trattamento assistenziale sanitario di uguale efficacia, uniformato rispetto a quelle che sono le linee guida.